Un assessore mandato a casa, un titolare di sottogoverno che lascia e il gruppo consigliare che si spacca. Ecco gli effetti dirompenti della decisione assunta dai vertici del Patto per il Territorio di Agrigento di scaricare in vista delle regionali l'UDC di Casini e di avvicinarsi a sorpresa al PDL di Alfano a sostegno della candidatura alla presidenza di Nello Musumeci. Ad innescare la bomba le dichiarazioni del presidente del movimento Piero Macedonio, che poi paga dazio nelle vesti di componente della giunta Zambuto. Il sindaco, dirigente regionale dello Scudo Crociato, si sente tradito e così non ci pensa su due volte e dà il ben servito al suo assessore. Ma non solo, licenziato il leader macedonio, Zambuto consuma un altro passaggio che sa di beffa per il patto. Si mette dentro, spaccando di fatto il movimento, due assessori, pescando proprio dal gruppo consigliare, i designati Francesco Messina e Michele Mallia. Il gruppo è unito, compatto, si affrettano ad assicurare le parti al momento dell'insediamento, ma passano un paio di ore ed ecco la prima defezione. Cinzia Puleri prende le distanze e quasi ad effetto domino arrivano le dimissioni del marito Giovanni Di Maida, il quale sbatte la porta e lascia l'incarico nel CDA della Fondazione Teatro Pirandello, rafforzando di fatto il legame con i vertici del patto, anche se formalmente l'ex presidente del Consiglio Comunale giustifica la sua presa di posizione con una divergenza di vedute con il sindaco, che è presidente della fondazione. Che coincidenza! E in questo intreccio si innesta infine una nota del coordinamento provinciale del Patto per il Territorio, con la quale rinnova piena fiducia al leader provinciale Riccardo Gallo e al presidente provinciale Piero Macedonio. E intanto ci sono ancora incertezze sulla collocazione del movimento in ordine all'appuntamento elettorale di fine ottobre. La prima ipotesi resta Forza Sicilia, seconda lista del PDL, in questo caso dentro quasi tutti i consiglieri provinciali. La seconda ipotesi in piedi, quella di un numero più ristretto di candidati in corsa nella lista Musumeci presidente. Ma la linea politica è già delineata, taglia corto Riccardo Gallo.